Essere ambasciatore di questa partita è un motivo Milan di grande orgoglio. Assolutamente, assolutamente. Deve essere un motivo di grande orgoglio per tutti noi che lo ospitiamo a Udine, quindi sarà una grandissima e bellissima vetrina per il nostro Friuli. Lei ha un cappellino, io sono della regione Friuli Venezia Giulia, è un cappellino importante. Assolutamente, assolutamente. Sono davvero orgoglioso di rappresentare la mia regione non solamente in quel giorno ma in tutto l'anno. Anche molto impegnativa perché non si rappresenta soltanto il Friuli ma appunto anche a Trieste. Assolutamente, assolutamente. Devo essere l'ambassador, no, di questo grandissimo evento e penso che sia un orgoglio, deve essere un orgoglio per noi friulani e per la nostra regione, no, ospitare questo grandissimo evento, quindi sarà un modo per mettere in mostra il nostro bellissimo Friuli e sì, per me è tanto emozionante. Ah sì, alla fine siamo gli sgoccioli, no? Quindi il tour partirà sabato, quindi sì, siamo lì, quindi l'evento clou dell'anno per quello che si era preparato sta arrivando, quindi sono tranquillo, devo dire la verità. La condizione c'è, ieri al campionato italiano insomma è mancato il risultato che si cercava, però mi ha dato conferma del fatto della condizione, quindi insomma vado al tour con tranquillità, devo dire. Divertirsi, in primis divertirsi, poi il resto arriverà da sé. Sicuramente avrò un po' di occhi puntati addosso, ma questo non cambia il modo in cui mi sento, sì.